Partiti con Nonna Pina che parte come di consueto forte, ma all'esterno è veloce adesso Orzata Jet che sta andando al comando. Ha sbagliato Odissea Gray, Orzata Jet che guida su Nonna Pina, poi Olé MN, poi il numero 10 di Nobel Room avviatosi veloce dalla seconda fila che sta puntando in avanti, Orzata Jet che guida, Nobel Room che si presenta. Poi Nonna Pina che non tiene il contatto, vediamo le scelte dei drivers dopo i primi 400 metri di gara. Ha spazio Nobel Room per mettersi davanti a Nonna Pina e lo fa. Rimane all'esterno Ozak, seguito da Nuvoloso. Quando i cavalli sono al transito dei 600 metri non ha speso molto Orzata Jet, adesso Ozak però va un po' a spingere su Orzata Jet cercando un po' di farsi spazio e si arriva così agli 800 di gara. 59,9 per il parziale. Ozak spinge su Orzata Jet che però è al comando e ci vuole rimanere, mentre all'esterno ha qualche difficoltà Nuvoloso. Il chilometro di Orzata Jet e Ozak che sono in aperta lotta, poi Nobel Room, Nonna Pina dalle retrovie prova ad avanzare il numero 11 Nela. Adesso Ozak mette in mezzo davanti a Orzata Jet che non riesce a reagire, a Ozak che sta passando, Ozak al comando nei confronti di Orzata che è spenta, all'esterno Nobel Room, adesso scatta anche Olé MN ma Ozak sta prendendo chiaro margine. Nobel Room che prova a ricucire, Ozak che percorre la curva in 14,9, Ozak che sta andando a vincere, Nobel Room cerca di ricucire per il secondo posto, poi Oleo MN, la vittoria di Ozak, Gennaro Pacileo 8-10-7, 31-33 alla grande Ozak, 12-35 la sua quota, l'ordine d'arrivo dunque è il seguente, 8-10-7 e Gennaro Pacileo sugli scudi.